Mi trovo a Conselice, sono in provincia di Ravenna e questo è lo stabilimento del CONASI, il Consorzio Nazionale Sementi. Parleremo di questo, ma parleremo anche di un progetto che vuole rivitalizzare questo territorio a seguito anche dell'alluvione. Vedete, questo murales ricorda un po' quello che è avvenuto perché è uno stabilimento di recente costruzione appunto del CONASI. Sono in compagnia di Luca Bersanetti, che è direttore di questa struttura, e anche il presidente di Agrites, che è un capofila di un progetto che poi vi racconteremo in che cosa consiste, appunto dicevo, che vuole mettere a sistema tutto il sistema produttivo agricolo del territorio. Due parole su questo consorzio che da poco ha fatto i 50 anni e ahimè da poco ha subito anche un'alluvione, per cui avete dovuto ripensare un pochettino anche questo stabilimento, direttore. Sì, l'alluvione ormai devo dire la verità, è passata alla storia, nel senso questo è il murales che abbiamo costruito, abbiamo fortemente voluto proprio in memoria di quei brutti mesi, di quelle brutte settimane. È un murales che, come vedete, ha un certo livello di acqua che realmente è quella che c'era in questo sito. Cosa fa il CONASI? Sì. Innanzitutto è nato una cinquantina d'anni fa, si occupa di sementi, di cereali. In dicembre abbiamo compiuto esattamente 50 anni e in questi 50 anni Conase è diventato da selezionatore a costitutore di nuove varietà di frumento tenero, duro e anche orzo. Diciamo che è una cooperativa nata di secondo livello esattamente, nata 50 anni fa, che ha messo insieme altre cooperative che si occupavano di produzione seme e cooperative che si occupavano della commercializzazione del seme. All'inizio Conase andava da altri costitutori italiani e francesi, cercava delle varietà, le provava nei propri territori, presso appunto le CAB, che sono quella parte di cooperative agricole che producono seme, selezionavano le varietà migliori e le trasformavano per darle poi da vendere a queste altre cooperative che definite acquirenti, diciamo, che prendono il nostro prodotto e lo vendono. Diciamo che il vostro seme va in tutta Italia, quindi voi selezionate poi in base anche alle caratteristiche del terreno, quindi alla morfologia e soprattutto alle esigenze dei produttori che utilizzano questo seme, scelgono quale essenza mettere a dimora. Assolutamente vero, vado oltre. Dopo pochi anni Conase, per finire un po' la cronostoria, è diventato costitutore, cioè tramite il nostro centro ricerche abbiamo selezionato delle nuove varietà iscritte a catalogo europeo, nazionale ed europeo e poi commercializzate in tutta Italia, dal nord al sud, ma non solo, anche all'estero. Alcune nostre varietà eccellenti sono oggi coltivate anche in paesi UE ed extra UE. Parliamo di frumento e di orzo in questo caso. Principalmente frumento tenero e duro, marginalmente anche di erba medica. Erba medica abbiamo tre varietà molto importanti e che stiamo cominciando a commercializzare anche queste nel resto del mondo. Direttore, prima di fare un salto all'interno dello stabilimento, intanto complimenti perché è molto colorato, poi insomma dà l'idea di quanto era alta l'acqua. Il presidente Michelini, accennavo prima ad un progetto, no? Un progetto che parte da Agrites, questa cooperativa, che vuole sviluppare che cosa, Presidente? Agrites è una società che fa riferimento al gruppo Progeo. È una società che ha al suo interno come soci, oltre a Progeo, importanti cooperative, quali il Raccolto, che è un'azienda leader nell'agricoltura di precisione. Si sono dedicati già dall'inizio di questa tecnologia a mani basse e adesso sono un'eccellenza a livello nazionale. Un'altra cooperativa socia è la cooperativa Macchine Soglierese e ancora Agricoop di Bologna. Agrites, quando è stata costituita, aveva come obiettivo quello di dedicarsi all'attività di assistenza tecnica per quanto riguarda tutta l'attività che veniva richiesta dalle cooperative socie e al tempo stesso anche l'attività amministrativa. Quella amministrativa sta proseguendo con delle declinazioni che hanno via via si sono allargate anche ai quaderni di campagna, oggetto oggi particolarmente importante perché sappiamo che dal punto di vista normativo dovranno essere tenuti con la forma elettronica, quindi abbiamo delle competenze da questo punto di vista che sono pluriennali a garanzia della qualità del lavoro per gli agricoltori.
e al tempo stesso l'attività di assistenza tecnica, che poi si declina anche in attività come questa, che hanno come riferimento il progetto Starter, che partendo da questa situazione che voi avete prima ben descritto, vuole mettere al centro il recupero della fertilità dei terreni alluvionati. È una cosa molto importante, perché qua ci sono diverse aree che sono state colpite da questo. Infatti questo è un po' diciamo così, l'obiettivo che si vuole perseguire con questa ricerca che ci vede costituire un'associazione temporanea di scopo assieme all'Università di Parma, che è il referente scientifico di questo progetto, al CONASE, poi ancora Progeo e anche Dinamica per quanto riguarda la parte, diciamo così, della formazione. Perfetto. Poi abbiamo, e questa è la parte importante, 5 cooperative agricole del territorio, che sono la CAB Massari, la CAB del comprensorio Cervese, la CAB di Bagnacavallo, ancora Agrisfera e Cooperativa Lavoratori della Terra, più altre 6 aziende agricole dove andremo a fare queste prove che sono inerenti ai cereali e le oleaginose. Quindi insomma è un progetto molto consistente che coinvolge parecchi ettari di terreno, coinvolgendo queste grandi cooperative e anche i singoli produttori, e delle competenze tecniche in campo e anche dal punto di vista burocratico, parlando del quaderno di campagna, perché c'è un aspetto burocratico anche importante che va espletato, insomma, e questo dipende, sono le direttive che lo chiedono. Sono le direttive a cui ci atteniamo. Abbiamo del personale che negli anni ha sviluppato le competenze che ci sono invidiate da tutti, per cui lo teniamo a buon segno. E la cosa che vogliamo evidenziare è che questa attività rientra, secondo noi, anche in quelli che sono i principi cooperativi del cooperare fra cooperative, perché rispetto a quelli che sono tutta la massa di costi che burocraticamente questa cosa comporta, come capofila ci troveremo forse a non riuscire a ricoprire tutti quelli che sono i costi, però rispetto a una situazione che, come prima veniva descritta, di una situazione alluvionata di queste zone, ci siamo sentiti in dovere di fare questo lavoro per le cooperative braccianti di questo territorio. Quindi insomma una razionalizzazione delle competenze e delle risorse. Allora Michelini, anche con il direttore di Conase, adesso ci fa vedere un attimino un po' lo stabilimento, poi vogliamo andare anche in campo. Abbiamo parlato di cereali, abbiamo parlato di questo progetto, continuiamo con la declinazione di questa iniziativa che partirà a poco. Certo, è già partita perché sono già 6 mesi che siamo in attività, è un progetto che ha una durata di 30 mesi, quindi avremo ancora davanti oltre un anno e mezzo, e con le competenze che abbiamo a disposizione siamo convinti che riusciremo a ritornare alla Regione degli ottimi risultati rispetto allo sforzo che hanno fatto, perché ricordiamoci, questo è un progetto che è finanziato dalla Regione Emilia Romagna con un bando apposito del PSR. Bene, andiamo a vedere lo stabilimento. Direttore, qua vengono stoccati i sacchi con le sementi. Qua abbiamo parlato prima di medica, questa è medica, ma non solo medica qua dentro. Qua c'è un po' di tutto, c'è. Erba medica, sono le nostre varietà che lavoriamo, selezioniamo qua, certificate qua. Il resto sono giacenze di seme tecnico, che è quello che usiamo, diciamo, per riprodurre il seme l'anno successivo.